Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Si erano trattenuti all'esterno del locale anche dopo la chiusura prevista delle 18. Per questo motivo, dopo aver notato la presenza di alcuni avventori, i carabinieri di Trieste hanno sanzionato il titolare. È accaduto ieri verso le 19:30 nei pressi della centrale Piazza Unità. Tutte le forze dell'ordine hanno controllato in tutto 34 locali di Trieste e provincia per verificare il rispetto delle misure anti-Covid introdotte con il nuovo DPCM. Un secondo titolare di attività commerciale è stato sanzionato dalla polizia locale triestina. Sempre ieri sono state controllate 429 persone. Sempre la polizia locale ne ha sanzionate 3 durante il coprifuoco, mentre i carabinieri hanno levato multe ad altre 2 nelle ore precedenti per non aver rispettato le norme anti-Covid. Autovie Venete ha pianificato un cantiere notturno nel nodo di Palmanova per il ripristino e l'adeguamento della segnaletica orizzontale. I lavori si svolgeranno nella notte tra giovedì 12 novembre e venerdì 13 e interesseranno i 2 archi temporali diversi, le rampe delle direttrici Udine-Trieste e Venezia-Udine, del bivio di intersezione tra le autostrade A4 e A23. Gli interventi comporteranno alcune modifiche alla circolazione. A partire dalle 23 di giovedì fino alle 2 di venerdì 13, chi proviene dalla direttrice Tarvisio-Udine ed è diretto a Trieste potrà uscire a San Giorgio di Nogaro e riprendere l'A4 in direzione del capoluogo giuliano rientrando allo stesso casello, oppure potrà uscire a Udine Sud, percorrere la viabilità ordinaria e riprendere l'A4 al casello di Palmanova. A partire dalle 2 antimeridiane di venerdì 13 fino alle 5 del mattino, chi proviene da Venezia ed è diretto a Udine potrà uscire a Palmanova, rientrare allo stesso casello e riprendere l'A4 in direzione del capoluogo friulano. Oppure potrà uscire al casello di Latisana, percorrere la viabilità ordinaria e riprendere l'A23 al casello di Udine Sud. Nessun problema, infine, per chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia e viceversa, per chi proviene da Udine ed è diretto a Venezia e per chi da Trieste è diretto a Udine. Partiranno a breve i lavori lungo il tagliamento nei comuni di Gemona, Osopo e Trasaghis di consolidamento e adeguamento dell'argine in corrispondenza del ponte di Braulins, a cura del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. L'importo del progetto è di 1.150.000 euro. L'azienda che si è aggiudicata la gara è la Coppetti di Gemona, con un ribasso del 18,379% sull'importo a base d'asta. Le opere in sponda destra e sinistra del fiume prevedono il consolidamento e l'innalzamento degli argini, anche per la difesa dei corpi stradali e dei centri abitati, la realizzazione di nuove opere e il rinforzo di quelle esistenti, la costruzione di scogliere, pavimentazioni, rivestimenti di parametri murari, la sostituzione di ringhiere e parapetti lungo alcuni tratti di strada con barriere di sicurezza stradale. In corrispondenza dell'abitato di Braulins, informa il direttore tecnico del consorzio Stefano Bongiovanni, dallo studio redatto nel 2018 dal professor Matteo Nicolini dell'Università di Udine sono state rilevate delle altezze d'argine non adeguate alle massime piene centenarie attese. Gli interventi da eseguire richiedono un rialzo medio inferiore ai 70 cm e la sostituzione, lungo il bordo stradale, dell'attuale parapetto con una barriera di sicurezza stradale.
Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.